La guerra, oltre la vita, mi ha tolto il nome. I miei resti, assieme a quelli di migliaia di soldati, riposavano sull'altopiano di Asiago. Sono caduto in combattimento il 16 giugno 1916, guidando il mio reggimento all'assalto. Ero un sottotenente del 137° reggimento di fanteria della brigata Barretta e comandavo il plotone zappatori reggimentale. Quel giorno mi offrii volontario per guidare l'assalto perché, come irredento, ritenevo spettasse a me uscire per primo dalla trincea. Quando il comandante del battaglione lanciò forte il grido «Savoia», il mio plotone, come un solo uomo, uscì fuori con me. Superai indenne 2 ordini di reticolato, ma al terzo una raffica di mitraglia mi segò in 2 il busto, mentre un colpo mi si conficcò nella fronte. In quell'attimo il sole si spense per sempre dai miei occhi. Qualche ora dopo 2 mani pietose mi raccolsero, con una delicatezza tale quasi avessero avuto di far male a quel mio corpo ormai privo di vita. Mi hanno frugato nelle tasche, come d'uso, nella speranza di trovare qualcosa da restituire alla mia famiglia, ma per abitudine io in tasca avevo solo un biglietto sgualcito, sul quale avevo scritto: in caso di mia morte avvisare il cavalier Molinari, sindaco di San Giovanni di Manzano. Lui solo sapeva che non ero il sottotenente Antonio Bontempelli, ma il sottotenente Antonio Bergamassi, irredento di Gradisca di Isonzo. Mi hanno poi sepolto nel vicino cimitero di guerra, a ridosso delle trincee, e lì rimasi tranquillo solo pochi giorni, sino a quando, cioè, il camposanto non venne sconvolto da un violento tiro dell'artiglieria austriaca. Le sepolture non esistevano più. I corpi, già martoriati, furono ancora più disgregati. Ma eravamo comunque tutti di Dio. Qualche anno dopo la mia mamma, Maria Maddalena Blasizza, fu chiamata ad Aquileia nel mio Friuli per scegliere un milite ignoto, un soldato come me, cui la guerra tolse anche il nome. E mia mamma ne scelse uno. Adesso quell'uno, prescelto, è a Roma, tumulato in un maestoso monumento che era dedicato al re Vittorio Emanuele II, padre della patria, e con quell'uno siamo tutti i 650.000 caduti che la guerra, nella sua drammaticità, ha preteso. Sovrani, capi di Stato, generali e autorità varie salgono e si inchinano davanti a noi pensando, speriamo, alla drammaticità delle guerre. 2 visite però, più di tutte, mi sono rimaste impresse. La prima fu alla stazione ferroviaria di Firenze durante il mio viaggio verso Roma. Era generale Cadorna. Il suo sguardo verso la cassa sull'affusto di cannone era così turbato da darmi l'impressione che cercasse di immaginare il mio volto, e se per caso lo avesse mai visto nel suo continuo girare per i fronti di guerra. Il secondo ricordo risale ai primi del marzo del 1928, quando la salma del generale Armando Diaz fu lasciata un giorno in una notte a fianco al mio loculo, prima di essere tumulato nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Dopo un'altra sanguinosa guerra che si è presa tanti altri miei fratelli, ora sono sereno. Mia mamma riposa in Aquileia insieme agli altri miei fratelli. Mia sorella Anna riposa a Trieste, dove ha insegnato per molti anni, e il mio babbo Antonio riposa a Gradisca. Questa è la mia storia. La storia di uno dei tanti che è caduto volentieri per la sua patria e che ora veglia su di voi.